e anche del testo. Buongiorno a tutti, solite scuse per un po' di ritardo, però dovevamo finire un po' di mettere a posto le carte perché le riunioni sono andate avanti un po' più a lungo. Allora, comincio intanto per sottolineare il perché, ricordare anche, ma anche sottolineare il perché io ogni giorno faccio questa trasmissione, perché non vorrei che qualcuno equivocasse o non capisse. Io faccio questa trasmissione perché c'è un'emergenza che si chiama coronavirus e c'è un impedimento delle persone di lasciare le case. Tante persone sono a casa da molto tempo, molto anche rispettose delle regole, va fatto il mio apprezzamento per questo rispetto delle persone. Evidentemente dobbiamo parlare con queste persone, non posso suonare il campanello, non posso telefonare a tutti, allora voglio fare sentire a queste persone la vicinanza e il fatto che c'è il comune, nulla di che. C'è il comune e c'è un'emergenza che viene gestita in un certo modo in questa città. Quando queste persone usciranno di casa, magari qualcuno anche esce per fare la spesa, magari per le necessità appunto o lavorative o quelle previste dalla legge, ma è chiaro che non ha il polso magari completo della situazione. Io ho visto anche molta gente cupa perché evidentemente le preoccupazioni sono sempre maggiori. Sento perché non si può negare, si sente molto nervosismo in giro, un po' per la paura probabilmente per chi esce poco, la paura magari del contagio o degli assembramenti, ed è una paura diciamo corretta, insomma comprensibile. Molto probabilmente più profonda, molto più per certi versi giustificabile dal mio punto di vista è la paura economica, paura che è quasi una certezza per i prossimi mesi che verranno avanti, soprattutto in una città come quella di Venezia, soprattutto per le persone che sono all'interno della filiera turistica. Per filiera turistica, ripeto ancora una volta, ci sono veramente tante figure professionali, ognuno pensa per sé giustamente perché vede la sua situazione prima di tutto, ma poi ci sono anche gli altri, per cui chiedo a tutti grande compostezza, noi dobbiamo farcela tutti, non dobbiamo lasciare indietro nessuno, purtroppo saranno periodi difficili. Allora, questa trasmissione finirà appena finisce l'epidemia, appena finisce lo stato di crisi. Io mi auguro che il 3 si possa liberare le persone dalle case, me lo auguro veramente di cuore perché la gente credo quando arriverà il 3 sarà veramente sfinita e mi faccio i complimenti alle mamme che hanno bambini in casa perché deve essere difficile, oltre vabbè, ai lutti chiaramente, a chi è malato, a chi è in prima linea e così via. Però insomma ci sono anche queste persone che insomma, oggettivamente i giovani che devono stare a scuola li hanno una cosa diversa, situazioni complicate, ecco, li comprendo ed è anche il motivo per cui faccio queste 4 chiacchiere, insomma, per raccontare un po', per tenerli un po' informati per come è possibile, per avere un contatto diretto. Domani faremo una puntata, diciamo un riassunto delle puntate di questa settimana, scusate sabato, domani c'è una diretta ancora, scusi perché pensavo già essere, ormai mi sono sballato anche io quei tempi, domani e venerdì ci sarà la diretta, anzi domani abbiamo addirittura il direttore dell'ASL a cui consegneremo la busta del bambino di ieri, insomma, che poi è una cosa che ci ha emozionato tutti e ci darà un po' così di aggiornamenti sulle case di riposo, sulla situazione sanitaria del nostro comune, della città, lo ringrazieremo, insomma, perché noi siamo in contatto tutti i giorni, ma magari non è presente come altri, insomma, ovviamente, ma lui è l'anima poi vera della sanità del nostro comune. Dicevo, la motivazione di questa trasmissione finisce nel momento in cui il governo decreta il fine dello stato di crisi e le persone potranno uscire. Ci saranno regole nuove, non sappiamo quali siano, ovviamente io spero che finisca il 3, però fino al 3 dobbiamo resistere. Se, come io spero, il 4 ci sia quantomeno una certa possibilità più ampia di uscita, magari non per tutti, non lo so, ma insomma ci sia, è chiaro che ci troveremo in una nuova fase, e una nuova fase anche per la città. Ovviamente la nostra preoccupazione più grande è quella di servizi e di trasporti. Di questo adesso parlo ancora, insisto su questa cosa, ricorderò ancora l'idea che ho detto, sembrava così strana, così bislacca per qualcuno andare a piedi, detto che a Venezia quando non ci sono i turisti andare a piedi è diverso che andarci quando devi fare lo slalom tra le valigie o tra la massa di gente, questo lo conoscono tutti, lo sanno tutti. Vedremo di attivare sicuramente anche qualche gondola in più, qualche traghetto in più per agevolare, ma non c'è dubbio che il tema delle distanze, del droplet e della misura, vediamo se e come verrà risolto. Per come è oggi la situazione,
bisogna avere molta pazienza sui mezzi di trasporto, perché lo stesso autobus, lo stesso battello che prima trasportava 100 persone, adesso ne può portare 25, cioè un quarto. E capite bene che solo stando a voler trasportare le stesse persone avremmo dovuto moltiplicare per 4, tra l'altro non avremmo neanche i mezzi, per cui proprio matematicamente non è pensabile. Oltretutto abbiamo una grave situazione di difficoltà finanziaria, quando dico grave intendo grave, ed per cui siamo costretti a questo tipo di servizio che è ridotto. Oggi si nota meno perché tanta gente è a casa, quando le persone saranno liberate ovviamente questo servizio diventerà in qualche modo un collo di bottiglia. E allora ecco perché comincio già da adesso a dire pensiamo ad andare con i nostri mezzi propri. A Venezia sicuramente ci saranno molti che libereranno anche la possibilità di andare per fortuna con le barche. Noi abbiamo provato in tutti i modi perché è assolutamente comprensibile. Ho avuto anche una petizione di un sacco di persone che mi hanno chiesto: sindaco, ma perché non possiamo andare in barca a pescare? Perché non possiamo andare, cioè, che tipo di infezione? Allora, detto che la logica, io assolutamente sottoscrivo, metto la firma anche mia sulla vostra petizione, però l'abbiamo fatta verificare, perché se dopo vi sequestro la barca o vi denunciano, io vi devo dire com'è. C'è un decreto, domani vi leggo anche esattamente tutti i codicilli del perché, si rinvia al decreto del governo, dove probabilmente non sanno, non chiamano, non sentono, non gliene frega niente, che c'è una laguna, per cui non è la barca che uno va a farsi la gita per prendere il sole. In laguna si vive con le barche. Ci hanno chiesto, dobbiamo andare a vedere gli ormeggi, dobbiamo andare a mettere a posto, a rimessare i motori. Purtroppo la legge, e io purtroppo sono un pubblico ufficiale, vi sto dicendo, non possiamo interpretarla in questo modo, ma dico purtroppo, perché avete ragione voi. Questo rispondo. Domani anche però voglio essere particolarmente preciso per dirvi proprio esattamente i punti dove è scritto nel tracciato del governo, perché io devo per forza far rispettare queste normative. Speriamo che, appunto, dicevo il 3, per cui il 4 io mi auguro che mollino un po' di cose. Ecco perché questo rapporto continuerà, probabilmente invece che fare una trasmissione sto pensando, magari faccio una conferenza stampa, così magari finisce qualcosa anche sui giornali, su altri mezzi di comunicazione, perché è bene insomma che i cittadini siano aggiornati. A me basta solo, non mi interessa che ci sia la mia faccia sul giornale, non voglio fare campagna elettorale. Quando rispondo a eventuali critiche non è per rispondere in chiave elettoralistica. Guarda, tranquilli ragazzi, quando si va a votare sarà più avanti, non credo si vada adesso, penso che si andrà quest'autunno, in primavera prossima, non lo so quando il governo deciderà. Vi garantisco che io su questo non tocco palla e sicuramente non mi avvantaggeranno, per cui non è problema, ma faremo dopo la campagna elettorale. Adesso sto facendo il sindaco, cerco di rappresentare tutti, do il meglio di me, che non è detto che sia perfetto, ma vi garantisco che sto dando il meglio, più che posso, lavoro in maniera proprio precisa e so quello che devo fare, cioè devo seguire una serie di cantieri urgenti che sono collegati con l'alluvione e devo vedere che vadano avanti, perché fra un po' arriveranno di nuovo le acque grandi. Per fortuna tutti stanno facendo la loro parte, l'ho detto più volte, perché io personalmente non ho critiche a differenza di altri, ognuno sta facendo il suo lavoro. Giudicherete voi dopo, effettivamente chi ha fatto, chi non ha fatto, chi è in ritardo, se ci sono stati errori. Assolutamente, anzi, chissà, apriamo un sacco di discussioni. Tutti quelli che mi hanno lanciato proposte, però non quelle proposte generiche, cambiamo tutto, leggi l'articolo, dici, boh, adesso sentiamo qual è l'idea, e non c'è. Cioè è sempre l'idea del cambiamo tutto, ma va benissimo. Allora, a chi ha fatto qualche idea di sostanza, io l'ho chiamato. Ho chiamato il rettore dello UAV, ha avuto un'idea di trasferire le case in affitto dei turisti per un periodo, per cui c'è un interesse, perché tanto sarebbero vuote, siamo sicuri che sono vuote nei prossimi mesi, a darle agli studenti. Ho detto un'idea geniale secondo me, perché è proprio semplice, conviene a entrambi. Abbiamo già fatto una prima call, abbiamo dato l'incarico agli avvocati di studiare, perché purtroppo la burocrazia in Italia è fatta da leggi, interpretazioni, come si dice, sentenze di varie giurisdizioni, di varie cause, che però fanno parte del procedimento legale. Dobbiamo semplicemente rendere trasparenti, perché risolvere i problemi è un ginepraio. Ma abbiamo riscontrato in questa occasione che ci siamo sentiti su questa idea specifica che racconto, veramente un grande interesse da ambo le parti, da parte dell'università, evidentemente che conosce i problemi degli studenti, ma anche da parte dei proprietari e anche delle agenzie che affittano e che rappresentano in qualche modo chi affitta ai turisti le case.
anche delle agenzie che fanno un'organizzazione più importante, insomma. Per cui siamo andati avanti su un'idea concreta. Altra idea che ho sentito del professor Calimani, a me è piaciuta molto come disponibilità, perché ha detto vediamo il cuore del problema, cioè vediamo di capire qual è e facciamo lui, l'idea che ha avuto lui, è un'intuizione ma secondo me è perfetta perché io l'avevo già veramente lanciata ancora quando mi sono candidato, è facciamo un grande comitato di salute pubblica dove con intelligenza, senza strumentalizzazioni, proviamo ad andare a capire quali sono i nodi del rilancio della città, andiamo a vedere, facciamo una nuova città, sì, va benissimo, quale? Quali sono le strutture che andrebbero tolte o cambiate che non siamo riusciti a fare? Magari per mia incapacità, ma non vedo benissimo, qualsiasi cosa non sono riuscito a fare, io sarò il primo a scusarmene, a riconoscerlo e a cambiare. Temo purtroppo che siccome sono un dannato pratico e sono d'accordo con le obiezioni, sono d'accordo con gli obiettivi di riportare i residenti nel centro, sono d'accordissimo a riportare un altro lavoro, bisogna trovare i meccanismi proprio tecnici, giuridici, perché ci sono delle questioni che sono troppi anni che sono lì e dobbiamo mettere tutte sul tavolo. Per cui ho accettato molto volentieri questo inizio di confronto, perché poi il professor Calimani mi ha fatto un discorso di proposta generale, lo dico pubblicamente perché mi è sembrata una proposta. Poi ho visto altri interventi più o meno scomposti, più o meno generici che si leggono spesso, che insomma sì, servono un po' a creare dibattito e così via, però francamente le proposte non le ho sentite, tanto più quando ci sono anche delle esagerazioni di semplificazione, che dicevo, beato te, cercate di risolvere il problema scrivendo quattro robe, cioè purtroppo non è così, ma lo dico ai cittadini, ecco, per cui le idee magari ce ne fossero, pare che abbiamo bisogno di tante sedie, tante poltrone, ma idee io francamente ne vedo meno, ma ben volentieri siamo pronti perché cominceremo a cambiare la città, l'abbiamo già cominciato, la gente se n'è anche accorta, si è visto, dicono no, che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ecco, la foresta sta crescendo anche in questi tempi, perché hanno continuato ad andare avanti i lavori pubblici, i lavori piccoli, quelli che qualcuno ritiene ovvi, scontati, ma anche l'erba dobbiamo tagliarla, dobbiamo farlo anche nei momenti più economicamente utili, perché se le persone sono tutte a casa abbiamo anche ritardato un po' qualche sfalcio per guadagnare qualche soldino, per trovare poi di avere le possibilità finanziarie per farlo in un momento di grande difficoltà, perché le risorse ci servono a fronteggiare il bilancio e a dare liquidità che nessuno ci ha dato. Per inviare alcuni pagamenti per i cittadini, che abbiamo fatto effettivamente, ma avremo modo di ricontare tutto. Abbiamo modo di vedere i risultati del bilancio dell'anno scorso, penso uno dei più bei bilanci della storia del Comune. Purtroppo quegli utili fatti sia in Comune ma anche nelle altre partecipate, ai musei, adesso ce li dovremo mangiare, già dovremo metterli a disposizione per affrontare questa grande crisi economica, crisi di servizi pubblici. Si fa, sono soldi pubblici, si usano per la gente, ma non abbiamo soldi infiniti. Ecco, dopodiché, onestamente, noi metteremo tutto quello che possiamo sul piatto per risolvere tutto. Ho sentito che il Comune deve fare la sua parte. Il Comune sta facendo solo il Comune la sua parte. Solo il Comune ci mette la faccia, solo il Comune sta portando e comprando e portando le mascherine, comprando e portando la roba, attrezzandosi in maniera scientifica per dare i soldi a chi veramente li merita, quei pochi soldi che ci sono arrivati. Solo il Comune. Fino adesso il resto sono solo chiacchiere, aspettiamo cose concrete. Noi faremo accordi, il tema più grosso sarà il CTV, vogliamo fare un accordo di solidarietà, un accordo che tenga in mente tutto, il Comune sicuramente c'è e farà la sua parte. Sono 11 milioni che dobbiamo mettere in gioco perché sono le quotine del commissario che non sono della CTV per essere esatti, sono proprio per il bilancio del Comune che a quel tempo il commissario ha messo e che io ho dovuto confermare perché dovevamo tenere i conti in ordine. Bene, a me senza quelle quote farò più fatica col bilancio, considerate che ho già come Comune come Comune abbiamo un ammanco dagli 80 ai 100 milioni tra incassi dei bus, delle ZTL, le varie tasse e tasserelle che gravavano sui turisti. I famosi cattivi turisti pagavano moltissimo del bilancio dei servizi sociali del Comune. Allora, per non tagliare questi, però qualcosa da qualche parte i conti sono. Ci hanno chiesto che vogliono anche questi soldi. Bene, pur di salvare la CTV, pur di salvare i lavoratori, pur che questa azienda resti pubblica del Comune, di tutti noi, e che continui a fare un servizio comunque di eccellenza, con delle persone che sono i dipendenti della CTV eccellenti. Ecco, pur di questo, siccome io sono certo che torneremo a fare i volumi, non nello stesso modo, perché abbiamo detto adesso faremo
sicuramente 100.000 idee intelligentissime per cambiare la tipologia del turismo, ok, ma alla fine i volumi, la gente tornerà a Venezia, perché Venezia... Il problema è quanto lungo è il tunnel da adesso che siamo a 0 a tornare a, se non è 100 come era prima, a 80. Perché ovviamente non ha senso licenziare la gente se sappiamo che comunque dovremo gestire in ogni caso quei volumi. Allora bisogna aspettare e trovare un sistema di uscire dal tunnel. Siccome non ci aiuta nessuno, noi cominciamo a dire quello che siamo disposti a fare noi e siccome alla fine sono i nostri concittadini, sono i nostri amici, sono persone che hanno famiglia, ci metteremo tutto. Ma è chiaro che il governo deve fare la sua parte. Adesso stanno discutendo se devono o no riconoscerci la quota del TPL dell'anno scorso. Una quota che uno anche un genio capisce che devi farlo. Penso che sia la cosa minima da fare. Il problema è la differenza, il delta, che ci manca, che è quello che ci crea il problema per questo periodo. No, fanfaronate, uscite, non sono d'accordo, perché Brugnano dice andate con i mezzi suoi. Adesso io, saltando dai complimenti che volevo fare, se la nostra regia, che è Balda, potesse fare un salto su questo video che abbiamo dalla Spagna, guardate, fatalità, la Spagna oggi pubblica un video che dice esattamente quello che ho detto io l'altro giorno, andate con i mezzi propri. In questo periodo di difficoltà, in questo periodo che nessuno voleva, ma che è capitato, e noi dobbiamo tutelare anche la salute delle persone, il consiglio, primo sanitario ovviamente, è quello che chi può vada con i mezzi propri. A Venezia vuol dire a piedi, in terraferma dove è possibile, possono andare in bicicletta, per fortuna abbiamo anche 2 o 3 mesi che sono i mesi peggiori prossimi, diciamo di bella stagione, poi magari adesso avremo anche le piogge per carità, ma andare in bicicletta, in motorino, perché ci sono, e in macchina. È un modo perfetto per andare a lavorare e poi tornare a casa, perché anche se ti libero non è che vorremmo gli assembramenti, mi pare evidente, dobbiamo recuperare. Questa proposta, di qualcuno faceva anche ironia, ho visto qualche articoletto, sembrava qua il Brugnano, la risoluzione da piedi, non è una soluzione. Guardate, lo Stato, la Spagna, facciamo partire il video, questo di oggi. Prioriza el transporte individual. Si debes trasladarte a tu empleo en un transporte público colectivo, viaja separado y mantén una distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros con otras personas. Si esto no es posible, es recomendable que utilices una mascarilla higiénica. Así te proteges a ti mismo y a los demás. Cuando llegues a tu trabajo, continúa guardando el espacio de seguridad de unos 2 metros con otras personas a la entrada, a la salida y también para que acredite tu situación. Prioriza el transporte individual. Si debes trasladarte a tu empleo en un transporte público colectivo, viaja separado y mantén una distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros con otras personas. Ho detto fatelo pure ripetere, perché ha detto valorizza il trasporto individuale. Lo dice il governo spagnolo, che diva i spagnoli, cioè noi siamo sempre dopo, sempre a fare i grandoni, perché è evidente che valorizzando il trasporto individuale sei più sicuro anche dal punto di vista sanitario in primis. Secondo, se devi andare, perché ci sarà chi invece ha necessità del mezzo pubblico, eccetera, ci mancherebbe altro. Sappia che abbiamo mezzi ridotti, abbiamo 1/4 della potenzialità sul mezzo. È chiaro che qualcuno resta giù e poi magari deve aspettare un tempo più lungo per dover salire sul prossimo mezzo. Se non ha possibilità di fare diversamente avrà pazienza ad aspettare il tempo giusto. E io adesso, domani magari, se riusciamo a mettere qualche immagine, noi stiamo facendo tutte le ricerche per mettere i nastri sugli approdi a Venezia, eccetera. Sono andato anche oggi al Lido dopo, vi racconto, è bruciato un autobus stanotte, non capiamo bene cosa è successo, insomma, però francamente, insomma, non lo so, non posso dire perché c'è la commissione, però sembrerebbe più un atto doloso che un incendio casuale. Questo però è l'impressione che abbiamo avuto stamattina, un autobus che è andato completamente a fuoco in pochi secondi, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco quasi subito, tra l'altro proprio davanti, parcheggiato, sto dicendo ormeggiato, parcheggiato davanti alla fermata principale del Lido c'è intercluso le uscite, per cui eccole qua abbiamo anche le foto di stamattina, siamo andati là con tutti gli esperti, sono andato là anch'io per capire, perché torniamo al discorso dell'altro giorno, no? Uno dice sono andati 3 volte a rubare, guarda caso, questo è un incendio, bisogna tenere d'occhio questa cosa, adesso parlerò anche col prefetto, la tensione potrebbe salire perché non ha senso distruggere un autobus, lo dico a chi, se dovesse essere, a chi l'ha fatto, è tutto da verificare, ci sarà la commissione, eccetera, abbiamo chiamato anche la Mercedes per vedere, insomma, però l'impressione nostra non ci piace sta cosa.
Adesso dico, se è un vandalo, sappia che ha distrutto un mezzo che vale 260.000 euro, un mezzo nuovo del 2019, cioè un bus nuovo di zecca, non avesse distrutto uno vecchio. Se è una bravata o un altro cosa, cioè, sta facendo dei danni grossi alla collettività, lo sappia, che 290.000 euro potrebbero essere dati alle persone che hanno bisogno. Cioè queste cose qua, adesso chi le fa deve rendersi conto che fare questo momento qua è peggio. E il furto che hanno fatto, perché siamo andati a informarci, 3 volte sono entrati alla Stefani, cioè, hanno visto un distributore di bibite da fuori, lasciato acceso e cose, sono andati per scassinare la cassa per portare via i spiccioli. Magari ci attrezzeremo, dico io, alla società, adesso siamo andati a vedere di mettere una grata, inserire l'allarme a chi ha le strutture in gestione dal comune, come tutti, non è che il comune può pagare lui. Bisogna collegarsi, adesso vedremo di dare una mano a capire se forse non sapevano, a collegarsi con le protezioni normali degli allarmi. Nessuno ha gli allarmi collegati con la polizia, no, cioè, ma neanche con i vigili urbani, non è mai stato. Mi ho chiesto, ma scusa, ma una volta c'era qualcuno collegato? Cioè, non c'era nessuno collegato, non avevamo neanche la centrale, avevamo fatto noi altri un po' a volta, per cui c'è sacco di robe, tanto per dire, no? Se tanto devo tirarmi via, no? E la realtà è che bisogna seguire, può succedere, ma il clima che io dico attenzione, stiamo attenti al clima, ecco, qua al Lido, poi visto che eravamo qua abbiamo dato le disposizioni, insomma, anche per creare dei percorsi, l'abbiamo già iniziato a fare a Piazzale Roma, sta avendo un certo successo, ce le siamo inventate noi queste cose, ecco, basta che magari poi ci siamo inventati di mettere delle strisce per terra per mettere le distanze, mettiamo dei cordini che servono per creare la fila, cose banali dirà qualcuno, sì, ma bisogna pensare che, perché oggi il problema non c'è, poi il 3 maggio tutti escono, oppure c'è una certa, troverete le code, magari in qualche caso se la coda è troppo lunga, sceglierete un altro mezzo, un altro trasporto, perché purtroppo questo sarà, adesso noi cercheremo di, nei tempi, nei costi che abbiamo, di mettere dei bis e qualcosa in aggiunta su certi momenti, ma sarà dura, ve lo dico, è così, per cui, ecco, qua adesso per terra facciamo tutto il progetto, dobbiamo anche mettere a posto il tetto, ecco, vedete dall'alto ci hanno rovinato anche il tetto là della tettoia, quindi dobbiamo mettere in sicurezza, sarà chiusa 2 o 3 giorni, e stiamo continuando a mettere a posto anche i lavori che ci sono ancora per l'emergenza. Vorrei ricordare a tutti che abbiamo risistemato i pontili in qualche giorno, c'è un lavoro che va ringraziato a AVM, Insula, Veritas, tutti gli uffici che hanno lavorato, perché il commissario togliemolo, ma ora manco lo ringraziamo, cioè, abbiamo risistemato la città, adesso con questi ulteriore decreto che ho fatto l'altro giorno sono ripartiti una serie di altri lavori complessi che vanno fatti. Ma vi faccio vedere, non so se ci sono le fotografie, che abbiamo pulito i tombini, ho saltato un po' la scaletta, ma è che ero lì, i tombini a Castello, cioè non è mai stato fatto. Pensate che a Castello abbiamo pulito i tombini, guardate, di 20 anni fa, guardate cosa ho trovato, questo è un passaporto americano trovato dentro, l'ho trovato dentro ai tombini e ai buchi di Castello. Praticamente abbiamo trovato i tombini, eccoli qua, completamente chiusi, cioè vuol dire che era terra completamente proprio affossati, di ghiaia, terra, perché, e poi il tubo, non so se adesso la telecamera non mi prende, il tubo qui che parte dal tombino, allarga un po' su verso il tombino qua, appena, verso di qua la telecamera, bravo, qua, dal tombino in avanti, il tubo che c'è la linea, era pieno di terra per un altro 1,5 metri. Abbiamo portato via un camion di roba, non so se c'è solo sta foto, se non ce ne sono altre, ma insomma... Allora, cosa sto dicendo? Che non è mai stato fatto niente, non prendiamo voti per sta roba qua. Ecco, scusa, torna indietro su quella di prima, se riesci. Eccola qua, vedete, tutta sta linea, la linea che cioè questa qua, una di qua e una di là, era completamente otturata. Il che vuol dire che quando piove qui avevi tutte pozzanghere, situazioni incredibili. Poi ci hanno fatto vedere anche degli spazi che sono comunque spazi del comune, ma che sono praticamente abbandonati, perché oggi, parlando con i cittadini, siamo riusciti anche a sapere delle cose che onestamente, ma uno mi ha detto a 10 anni non più nessuno. Per cui alcune cose le avevamo già cominciato a fare, altre ce le hanno dette, per cui parlando con i cittadini si sistemano le cose. Basta che dopo non fermo queste soluzioni qua, perché queste qua lo dico per ridere, perché adesso non voglio in verità denigrare nessuno, ma se facciamo, non so se c'è la foto, se ce l'avete,
la foto dell'ombrellone così. Ecco, le soluzioni, perché poi ne vediamo di tutti i colori, ma ci sono delle soluzioni che francamente, ce l'hai la foto? Non se la manda, eccolo qua. Cioè la protezione in plexiglass, scusa, rido perché cioè, si può farci anche una risata in questi tempi. Cioè, soluzione di plexiglass, così, metti più largo qua. Eccola qua, dov'è? Aspetta se vediamo, eccola qua, con la freccia qua. Questa qua, questa diventa una sauna. Immaginate di pomeriggio si fa il sole là dentro, col boccia che fa il castello, quest'altro che ti tira qua paetta col caldo, senza vento. No, sto a morire, vai qua. Vabbè, insomma, no, lo dico perché insomma, c'è anche questo che è venuto fuori, però fanno parte del gioco. Noi siamo stati al Lido oggi, siamo andati a vedere il Blue Moon, i lavori che stanno andando avanti, ma nei prossimi giorni farò qualche filmato che vi faccio vedere. Però l'idea stiamo organizzando per poter andare in spiaggia il 4 di maggio, sempre che la legge che si possa andare, facciamo un'entrata, abbiamo fatto un percorso di transito per chi vuole andare sul bagnasciuga, che è aperto, chiaramente abbiamo fatto la spiaggia libera, ci sono tutti i segnali, abbiamo già fatto anche l'anno scorso, la parte di qua c'è chiusa la parte del cantiere dove stiamo facendo la piscina a raso, tutta la parte nuova, cioè, purtroppo i lavori sarebbero stati un po' più avanti se non c'erano questi 2 mesi di blocco. Però insomma vediamo se riescono a ripartire almeno qui i bagni e le docce nuove, però se non si parte qui i lavori non faremo l'agibilità neanche al bar e al ristorante, perché vogliamo assolutamente che ci sia una forte presa di coscienza della parte sanitaria della questione. Recintiamo tutta l'area dei lettini, parlo del Blue Moon in questo caso, si entrerà appunto da una porta con grande cartello che spiegherà l'entrata, e quella normale diciamo, ci sarà una biglietteria per gli sdrai e gli ombrelloni e ci sarà la possibilità, e ci avrà un braccialetto per entrare, e prima di entrare al varco ci sarà misurata la temperatura. Stiamo facendo adesso gli ordini per gli strumenti per misurare la temperatura, perché abbiamo creato degli ombrelloni con delle misure sufficientemente lontani tra le persone, annuncio un'ordinanza sul bagnasciuga su tutta la spiaggia del Lido, dove non sia in concessione diciamo, a varie società, ma le altre aree della sabbia sarà impedito mettere ombrelloni, perché uno non può piantare gli ombrelloni come si è sempre fatto. Quest'anno non sarà così, ci sarà una disposizione precisa su questo, verrà consentito di mettere l'asciugamano, ma non più vicino a un altro asciugamano di almeno 2 metri di distanza, in maniera tale che se uno mette un asciugamano si trova libero, lo può fare ovviamente, però l'altro, il prossimo che arriva, deve stare 2 metri di distanza. Ovviamente 2 che vivono insieme nello stesso gruppo familiare potranno mettere 2 asciugamani vicini. Questa situazione la stiamo discutendo bene, recinteremo tutta l'area invece dove uno paga il biglietto, in maniera tale che lì dentro siamo certi ci sarà anche l'igienizzante, le situazioni che possono servire per eventuali sempre pulizia delle mani, che è sempre un'attività questa che varrà per sempre, non è che ce la togliamo oggi. Io penso che immaginare di pulirsi le mani, di lavarsi eccetera è una nostra costante, farlo anche con dell'igienizzante nulla di strano, si può penso anche mantenere un domani. Sull'uso delle mascherine noi rispetteremo tutto quello che dirà la legge, per cui, però stiamo organizzando tutto, stiamo organizzando anche lì le code per poter entrare. So che anche sulle capanne, sulle cose, ci stiamo pensando di fare una alternata a un'altra, accetteremo le prenotazioni, ma questa volta non si potrà più entrare più di 4 persone, massimo 5, e saranno con quel numero, non possono entrare 20 persone sullo stesso spogliatoio per motivi sanitari. C'è un'ordinanza specifica, la scriveremo bene nei giorni di tranquillità. Noi non le facciamo il giorno per il giorno dopo, le facciamo con più tempo anche per eventuali correzioni ulteriori, poi saremo sempre pronti a cambiarle nel caso in cui ci sono nuove disposizioni di legge o la parte della tecnica sanitaria dovesse dirci che si devono fare altre cose. Noi su questo ci adegueremo sempre. Bene, ho fatto un discorso più generale e faremo vedere i lavori, insomma, la prossima volta, farò vedere i progetti. Stiamo cercando di ripartire dappertutto. Abbiamo fatto, dove era possibile, i cantieri sono fermati per sicurezza delle persone, abbiamo rallentato anche i lavori stradali, abbiamo fatto in modo che tutti fossero in sicurezza, però ecco, l'impressione che vogliamo dare è che la città era in corsa, stava nascendo, continuerà a rinascere, pur sapendo le difficoltà del turismo, però anche lì sono fiducioso che tanti italiani, tanti veneti verranno a Venezia. Se non vengono a Venezia in questo periodo sbagliano tantissimo, lo racconteremo meglio, questo lo faremo anche nelle conferenze stampe, appena è finito questa epidemia non dobbiamo
tutti i giorni insomma, tediarvi a casa che siete, speriamo che siate in giro anche voi a darci una mano e a pulire, a rimettere in moto anche le vostre attività, perché mi auguro che chi è a casa possa ricominciare a lavorare, a fatturare, insomma dobbiamo ripartire tutti e questo sarà poi il vero focus, sempre ovviamente controllando le prescrizioni mediche e sanitarie, controlleremo, daremo i dati, perché purtroppo credo che avremo ancora degli strascichi ovviamente di malattie eccetera. Poi se ci sarà ho sentito il Presidente Zaia ieri che diceva che i loro algoritmi prevedono anche un rientro verso ottobre, un rigurgito, adesso non so come si possa dire, può essere, saremo pronti a qualsiasi eventualmente emergenza anche in quel caso. Immagino che ci sarà sempre più consapevolezza, anche più abitudine, è stata una botta forte dal punto di vista psicologico, bisogna lavorare molto su questo. Anche sul discorso psicologico vorrei, se riusciamo a mettere i numeri del Dime, dove c'è il numero della Croce Rossa, abbiamo una convenzione con la Croce Rossa italiana che in sostanza mette a disposizione un numero di telefono eccolo qui, abbiamo ormai una regia, ci siamo affiatati, siamo stati una grande squadra, qua sono una decina di persone tutte belle distanti, con le normative a posto, però Televenezia e poi i nostri uomini del comune, dell'addetti stampa, amici eccetera, ormai siamo diventati tutti amici. Prima avevamo festeggiato il compleanno di Maurice Ceron, facciamo gli auguri, 43 anni a Maurice Ceron, abbiamo brindato un minuto e poi tutti via. Le candeline non le ha neanche potute soffiare sulla torta, aveva non so una specie di lume con le candeline accese, le ha messe in parte perché ha dovuto soffiare da un'altra parte perché non si può. Tutti quanti con la mascherina, se ricorderemo anche sto Capodanno, però auguri a Maurice perché sta facendo un lavoro incredibile. Ecco, questo numero 800 93 66 11, lo vedete, ma lo trovate anche scritto su Dime, se eventualmente basta che chiamate 041 041 voi per segnalare qualcuno che può aver bisogno. Qui poi c'è questa assistenza psicologica per persone che possono avere momenti di calo, diciamo di entusiasmo o momenti perché questo lo sento in effetti. Va bene, adesso la notizia del giorno che voglio dare, sono veramente molto contento di questo, voglio fare i complimenti, ma complimenti seri, importanti, per una designazione importante. È stato designato oggi il nuovo presidente nazionale di Confindustria, che è Carlo Bonomi. Io a Carlo Bonomi sono legato da amicizia da molti anni sicuramente, lui è ancora, ma insomma dopo diventerà presidente nazionale quando verrà eletto. Oggi è stato designato dal Consiglio della Confindustria, ma diventa presidente nazionale al posto di Enzo Boccia, che saluto, che conosco, con cui ho ottimi rapporti, eccetera, ma dico con Carlo c'è proprio un particolare affetto. Lui è presidente di Assolombarda, chiaramente insomma è la mia famiglia Confindustria, questo penso lo sappiate tutti quanti, per me è un grande orgoglio, me lo sento una grande vittoria anche mia, credo e spero lo sia anche di Venezia. Adesso quando avrò finito la puntata insomma riesco a chiamarlo, perché non sono riuscito neanche a chiamarlo, insomma, una notizia di qualche ora fa, insomma, ecco, però Carlo in bocca al lupo, veramente noi saremo con te, ti aiutiamo, ti siamo vicini, momento difficilissimo, ti trovi a dover sfangarti, a spalare tanta merda, ma diciamo in senso buono per i bambini, porta fortuna, insomma è una cosa così che si usa dire anche quando ci si laurea, per cui si può dire al presidente di Confindustria, e io ho una certa esperienza di questo, perché eventualmente possiamo parlarne, Carlo, gli manderemo il pezzo di registrazione così, vabbè insomma dai, comunque penso sia una bella notizia anche per tutta la città questa cosa. Bene, un'altra notizia che mi piace dare, che ne darò anche altre prossimamente, però con l'avvicinarsi del 25 aprile, intanto sono andato a vedere, abbiamo diciamo quasi ultimato i lavori di nuovo di restauro di tutta quanta ormai lo faccio ogni anno, della statua della Partigiana a Giardini. L'abbiamo quasi finita, siamo andati a vedere, ritornerò martedì perché ci tengo proprio che sia, a prescindere che sia tanta o poca gente, il 25 aprile è una festa per me importantissima e quel monumento è simbolico per tanti, io spero per tutti, perché la libertà è di tutti. Per quanto mi riguarda io la penso così. E in onore della Partigiana, in onore della nostra libertà, che per il coronavirus abbiamo perso in questi 2 mesi e francamente siamo stanchetti, per cui bisogna proprio pensare a ricominciare anche le attività, eccetera. Noi questa sera alle 8:10 trasformeremo il Ponte Rialto in una grande bandiera italiana ed è una cosa che non si è mai fatta, vi faccio vedere la foto così in anteprima se riusciamo, possiamo farla vedere? Sì, facciamola vedere, una foto chiaramente delle prove che abbiamo fatto. Non la volete far vedere? Perché non la volete far vedere?
Non c'è. Come non c'è? Io l'ho vista la foto, falla vedere, dai, tirala fuori. Io vi faccio vedere la foto in anteprima, non facciamo i furi. Abbiamo fatto le prove di nascosto, insomma. Adesso, guardate la foto, la mia foto, ve l'ho vista, ce l'ha Luca, ce l'ha Heges. No, l'abbiamo fatta, tra l'altro abbiamo pensato di farla ovviamente, perché per vedere adesso con calma la facciamo vedere, intanto vediamo se... No, bisogna farla vedere, adesso è una cosa bella, poi non è che tutti hanno la fortuna di vivere vicino al ponte di Rialto, perché ora che aspettano domani che qualcuno la fotografi, facciamo vedere cos'è, anche un simbolo, insomma, che era un simbolo del turismo, però era un simbolo di Venezia, era il simbolo dell'Italia, credo che sia bello vederla, insomma, fasciata di tricolore, insomma, tra l'altro un ponte che ricordo è stato ristrutturato con soldi privati di Renzo Rosso, che continua a ringraziare, fatti dal comune, lavori effettuati dalla nostra amministrazione, dal comune di Venezia, nei tempi previsti dal contratto, lavoro fatto benissimo da aziende anche locali, e poi i soldi che sono avanzati nell'appalto sono stati utilizzati per mettere a posto tutta la parte della pavimentazione fuori, per cui insomma ancora grazie all'ennesima ditta privata generosa. Va ricordato anche su Luxottica per il restauro che ha finanziato e che abbiamo gestito noi del Ponte dell'Accademia. Vediamo, eccolo qui, ecco la foto, questa qui. Sì, è la prova, certo. Stasera ve l'ha illuminato così, però insomma uno che vede qua, se sente tutti questi pistolotti, almeno un'anteprima, insomma, l'informazione. Vabbè, chiudi via, metti via tutto, chi ha visto, tanto poi Vabbè, allora, vediamo un po'. Adesso io partirei con l'aggiornamento, ho quasi finito, la trasmissione è rapida e indolore. Allora, abbiamo controllato ieri, perché abbiamo i dati di ieri, la polizia locale sempre, poi ci sono i carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera, però per dire che ognuno fa il suo. E abbiamo controllato 259 persone nel comune di Venezia e ne abbiamo sanzionate 20. Sono state controllate, vedete, in tutto 7.388 persone e non sono state sanzionate 347 con 60 denunciate anche penalmente. Le persone per altri reati, vabbè, ieri nessuna, e ieri abbiamo controllato 20 attività o esercizi commerciali o attività e non abbiamo trovato nessuna irregolarità. Va bene, poi domani sentiremo anche il direttore dell'ASL sulle indagini che stanno facendo, no? Sulle ispezioni che fanno nelle aziende con lo Spisal. Anche lì noi diamo tutta la collaborazione, ci dirà il direttore perché poi è sotto la tutela dell'ASL, come anche tutte le case di riposo, magari è sempre le case di riposo, quelle del comune io ve lo do come dato perché va dato, secondo me insomma, con un po' anche di soddisfazione, che speriamo non ci venga contro, ma insomma i nostri anziani, le case di riposo dell'IPAB del nostro comune per fortuna hanno dati veramente incredibili, positivi dico. Magari facciamo venire un giorno Luigi Polesel che è il direttore che segue tutta questa vicenda, ovviamente la giurisprudenza lì dentro sanitaria è assolutamente quella dell'ASL a cui si risponde e tutto quanto, però è vero che poi il nostro personale sono le nostre persone, le nostre donne che fanno le pulizie, che fanno le infermiere, che seguono tutte le vicende, lo dico a tutte quante le persone. Poi ci sono invece altri centri per anziani che hanno invece qualche difficoltà in più, sì, alcune ci preoccupano anche, magari domani facciamo un quadro generale della situazione del comune, della provincia, ne parliamo anche col direttore, capiamo un po' di cosa si tratta, però direi insomma che abbiamo anche questo grande risultato sulle case qua nostre, insomma, ecco. Ma domani, addirittura ieri abbiamo avuto una visita di 5 ore dei NAS nella Santa Maria dei Battuti, dove abbiamo 340 anziani, e ci hanno fatto i complimenti, dopo 5 ore hanno controllato tutto, tutte le disposizioni, tutte le cose, lo dico però è una delle cose che guardiamo tutte le mattine, insomma. Poi ci sono altre case di cura che sono alcune gestite da privati, da altre situazioni, da altri enti, su cui in qualche caso c'è qualche difficoltà, ma è l'ASL che poi io lì ho meno informazioni, magari domani ci spiegano un attimo com'è la situazione, insomma. Va bene, la polizia locale l'ho detta. Io passerei, vediamo un po' se c'era la slide dei numeri della protezione civile, eccola qua, anche perché voglio ricordare che la protezione civile è del comune di Venezia, gestita appunto dai nostri funzionari e ha 1600, nel caso specifico ha impiegato 1650 volontari. Direi che dall'8 marzo a oggi è un numero enorme, insomma, per cui grazie a tutte quelle persone che non costano niente alla collettività. Dove investiamo noi è nel vestiario, nell'organizzazione,
anche negli allenamenti, come si dice, nella formazione che viene fatta nei periodi di non crisi. La nostra protezione civile, devo dire che a questo punto si sta qualificando tra le migliori d'Italia, perché in silenzio, perché qua noi non muoviamo pali, dice che è remo che fa velocità è quello che non fa acqua, no? Non batte acqua. Ecco, noi stiamo in silenzio, tranquilli, facciamo il nostro, ma loro sono sotto dalla mattina alla sera, non si sentono, non facciamo un sacco di sceneggiate, di cose, però stanno lavorando tantissimo, per cui li ringrazio proprio di cuore. Sono cittadini, ci credono, hanno fatto delle prove, ormai sono esperti in tutto, sono intervenuti in tutto. Veramente bravi. Poi davo qualche dato anche per rendergli onore, hanno gestito 642 ticket DIME per adesso, sono tutte le richieste che ci vengono. I ticket per noi sono questo sistema di centrale unica di coordinamento che abbiamo messo in piedi per fortuna un po' di mesi, sta dandoci grande soddisfazione, ci sono tantissime telefonate che arrivano, che vengono smistate, dove non c'è la risposta immediata vengono smistate agli enti competenti, e in certi casi è appunto la protezione civile che se ne occupa, dove c'è da portare pranzi, medicinali a casa di persone che hanno necessità, eccetera. Il numero lo ricordo sempre, 041 041, oppure Dime, che è appunto il portale, insomma, dove trovate tutti i servizi, tutte le cose che ci sono e così via. Poi 590 acquisti di generi di prima necessità, consegnati casa per casa. C'è anche la differenza tra 364 in terraferma e 226 centro storico isole, anche lì ditte private, trasportatori, ci hanno dato i mezzi, ci hanno aiutato, abbiamo dei mezzi nostri, ma poi siamo stati aiutati da tutti, ecco. Cioè, lo dico perché è stata la protezione civile del Lido e Polestrina i primi che 2 anni fa sono intervenuti a tagliare gli alberi sulla strada metropolitana di Cavallino, perché la strada era chiusa, me lo ricordo perché io ero al telefono e i camion che arrivavano nostri sempre da Jesolo non riuscivano a passare. La nostra protezione civile è partita dal Lido da Pellestrina con le barche e siamo andati a tagliare i pini che erano sulla strada, che impedivano ai camion e alle forze più attrezzate di poter arrivare a Cavallino. Sono persone che sono sempre sulla breccia, quella sera, quella notte dell'alluvione erano con me sulle barche a proteggere le popolazioni, per portare via la gente. Ovviamente ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, guardie finanze, sì, ma loro sono volontari gratuiti, cioè persone che prestano il loro tempo gratuitamente, devo dire con grande competenza. Ecco, questo adesso abbiamo tolto, stavo finendo, ok? Qua facciamo gli acquisti per 135 persone in isolamento, perché appunto malate, perché poi alcune con sintomi, altre senza, ma comunque addirittura ci sono i fiduciari, sono tanta gente, insomma, ci vuole anche una certa attenzione. Poi 73 attività svolte grazie alla collaborazione con la Croce Verde. Qua c'è un ulteriore aggancio con la Croce Verde quando andiamo a portare da mangiare o i pasti o altre necessità medicinali a persone che ce lo chiedono ma che siano anche positivi. Lì allora mandiamo la Croce Verde perché le regole sanitarie sono lì, bisogna essere anche più attrezzati anche sotto il profilo medico. Un grande esempio, un grande esempio. Adesso diciamo che tra l'altro con la protezione civile ma anche con tanti volontari che credo ci daranno una mano, sti giorni stiamo finendo di consegnare i kit alimentari e i buoni spesa, però ecco, sempre con loro abbiamo montato 8 tende pneumatiche pre-triage negli ospedali di Venezia, di Jesolo, di San Donà, Villa Salus e anche 2 alle Ferrovie dello Stato, perché insomma cose che poi sono per carità di contorno dell'attività medico-sanitaria ovviamente, perché sono i medici e la regione, sono loro che fanno poi le scelte strategiche di come curare le persone, eccetera. Noi siamo, dicevo, umili servitori operativi, però sono necessari perché dove ci sono si riescono a fare le cose e c'è, credo, una leale collaborazione, una onesta e leale collaborazione con la regione e col governo su tutto. Ecco, abbiamo già consegnato 800 kit di generi alimentari, questi se avete visto li abbiamo fatti preconfezionare proprio per poter essere più pratici nello spostamento e questa cosa continuerà anche nei giorni successivi. Abbiamo fino adesso consegnato di mascherine regionali circa 510.000 mascherine direttamente ai cittadini tramite le associazioni, tramite i punti aperti commerciali, adesso ce ne sono un po' di più, prima c'erano meno. Li abbiamo consegnati tramite le farmacie, li abbiamo consegnati tramite le parrocchie dove abbiamo i canali che possono arrivare poi alle persone. Li abbiamo consegnati in vario modo
e continuiamo a consegnare anche tutte quelle invece di sicurezza per le nostre strutture, che continuiamo a comprarci con i nostri soldi in Cina piuttosto che in altri luoghi, come continuiamo a farci disinfettante, continuiamo ad attrezzarci da soli, come ci stiamo comprando da soli, ci abbiamo trovato, stiamo cercandoli e ci compriamo da soli i termometri, cioè questa è la situazione, poi ognuno faccia le sue considerazioni, insomma. Va bene, allora adesso io passerei a un po' di domande. Ecco, scusate, un'altra cosa, annuncio, no, l'ho già detto, non so ancora la data di partenza perché stavano finendole di imbarcare in queste ore, però in Cina qualche problema c'è e non sono proprio così esattamente attendibili, però hanno finito di produrre 600.000 mascherine, abbiamo ordinate e pagate, le stanno imbustando, le abbiamo chiesto di imbustarle 4 mascherine chirurgiche per sacchettino, le consegneremo in tutte le case del Comune di Venezia, dappertutto. Questo penso sarà verso la metà, fine della settimana prossima. Non ho il dato esatto, ma vi terrò aggiornati, vi arriverà nelle buche delle lettere, probabilmente suoneremo, ma non dovete aprire, eventualmente vi diciamo c'è la mascherina per capire se c'è qualcuno a casa, perché per non lasciare magari la mascherina su case che non sono abitate, o magari persone che non sono in casa, cioè vogliamo che arrivino ai cittadini, insomma, ecco. Eventualmente faremo un punto di smistamento per chi non era a casa, dopo adesso vediamo, insomma. Però, ok, alcune domande che questa è una domanda generica, posso usare la bicicletta? Cioè sì, però dipende, centro storico no, di Venezia, vabbè, ma insomma questo si sa, il suo utilizzo deve essere esclusivamente legato a famose esigenze lavorative, per motivi di salute e situazioni di necessità. Cioè, questo sì, non è che uno dice faccio la scampagnata. Puoi uscire di casa, non hai più i 200 metri, devi stare nei limitrofi, che vuol dire tutto, vuol dire niente, c'è un fatto di buon senso. Dipende dove sei, cosa vuol dire limitrofi. Questo lo giudicheranno poi gli operatori di polizia se vi fermano, eccetera. Dico, ma posso correre? Cioè, se mi dici che ha senso, ti dico, secondo me no. Ma le ordinanze sono, puoi fare attività fisica, sgranchirti le gambe, vuol dire camminare più velocemente, però questo è quello che dice le norme, non dovresti correre. Insomma, a buon senso di tutti cercare di comprendere, insomma, dobbiamo resistere altre 2 settimane, cerchiamo di sforzarci tutti quanti, remiamo tutti quanti alla stessa parte, abbiamo pazienza, teniamo duro, ormai abbiamo fatto tanto, finiamo, se fa 30 facciamo 31 e chiudiamola lì. Poi una persona mi scrive, è possibile accompagnare la madre invalida in farmacia o in ambulatorio medico anche se si trovano non in prossimità della propria abitazione? Sì, però cioè, se lei ha una farmacia specifica dove trova un farmaco che magari dall'altra parte non c'era, questo poi casomai lo deve provare, ma basta che lei lo autodichiari. È chiaro che però deve fare il percorso più diretto, da casa sua a quella farmacia, cioè non è che uno fa la deviazione per un'altra parte. Ecco, queste sono le norme. Io mi fermo a dire quali sono le norme e quali sono le procedure. Ecco, dopo i commenti, dopo nel tempo avremo tempo, ma oggi è così. Le strutture alberghiere devono rimanere chiuse? No, le strutture alberghiere hanno tutta la possibilità di rimanere aperte. È chiaro che in assenza di prenotazioni il titolare può chiudere e può tenere, ovviamente deve mantenere in servizio almeno il personale o fa lui, quello che rende necessario per la gestione degli impianti e la manutenzione delle macchine, della tecnologia, non so, i freezer, le cose, dovrà fare questo tipo di attività ovviamente. Però quando vuole aprire lui può aprire. È chiaro che noi essendoci turisti, cioè, no. Ma io credo che ci possa essere un po' un pubblico italiano che adesso quando ci sarà sbloccata questa situazione possa cominciare anche a muoversi, per cui prepariamoci, insomma, un periodo duretto, ma comunque bisogna affrontarlo con positività. Posso raggiungere gli anziani, i genitori disabili, i genitori, per assisterli o portare loro la spesa anche se abitano fuori dal comune o dal territorio metropolitano? Sì, però è necessario che ci sia l'autocertificazione di questa situazione, cioè non può essere semplicemente vado dalla mamma a portargli la spesa. Cioè deve esserci una situazione di disabilità, cioè realmente ha un problema, piuttosto che un problema sanitario o appunto di gestione della persona. Però certo sì, si può fare, anche lì non si possono fare deviazioni, si va direttamente e si torna indietro. È possibile coltivare un pezzo di terra lontano da casa o comunque non all'interno della propria residenza? No, gli orti fuori casa, gli orti sociali eccetera non si possono gestire, anche perché lì c'è il problema che potrebbe esserci qualcun altro e per cui c'è il problema sempre dell'assembramento e così via.
se al mercato si indossano sia mascherine che guanti, si deve comunque mantenere la distanza tra le altre persone? Sì, assolutamente. Per adesso, poi adesso vedremo questa norma del droplet come verrà interpretata in futuro. A oggi, stante oggi le ordinanze che ci sono, sia nazionali che regionali, bisogna mettersi mascherina e guanti per entrare in qualsiasi struttura commerciale, ivi compresi i mercati. Questo per strutture commerciali. E bisogna mantenere la distanza. Dopodiché aggiungo, se uno va per strada deve avere mascherina sicuro e deve avere i guanti, però può anche non avere i guanti se va a passeggiare, ma deve avere il liquido, ecco qua, allarga un attimo la telecamera, eccolo qua, il liquido igienizzante. Questo è previsto dalle normative che ci sono. Se devo entrare dentro un locale, un negozio o un qualsiasi luogo o un mercato, devo indossare i guanti. Adesso io ho sull'altra tasca. Allora, vabbè, un adulto può andare al mercato con un bambino di età inferiore ai 14 anni? Sì, ci può andare, è stato detto, se il bambino resterebbe da solo a casa, cioè se il bambino, per cui è una situazione di necessità portare il bambino, non è la necessità del bambino di andare al mercato, è la necessità vostra di non lasciarlo a casa da solo, ecco, questa è, diciamo, la dichiarazione, insomma. Posso portare il mio cane dal veterinario per la profilassi? Sì, ovviamente sì, le visite d'urgenza e le profilassi sono possibili però solo su appuntamento, per cui i controlli ovviamente, quelli di routine, vado a vedere, cioè no, se il cane non ha niente, no, però se ti fissi l'appuntamento col veterinario dandoti l'appuntamento, ovviamente sa che è un motivo più che valido, perché con l'appuntamento puoi andare dal tuo veterinario, certamente, il veterinario, il tuo veterinario del cane, chiaramente, mi faccio le battute da solo, sono arrivato a livello, vabbè, ordinanza strisce blu, sì, abbiamo firmato prima un'ordinanza che proroga, questo è importante come informazione, proroghiamo l'esenzione del pagamento, cioè è gratis tutte le strisce blu fino al 3 di maggio. Questa sospensione vale per le tariffe degli stalli blu di Mestre, Marghera, Lido. Restano a pagamento le strisce blu di Piazzale Roma, perché le strisce blu di Piazzale Roma sono necessarie in caso di non stare più libere possibile, perché possono esserci necessità importanti, veloci, di residenti o di persone che lavorano. Ecco, poi così, sempre per ricordarlo, resta aperto, abbiamo proseguito la gratuità del parcheggio ringrazio l'autorità portuale, perché il parcheggio è suo, che lo affitta alla VTP quando ci sono le navi. La VTP è affittuaria, ma dice non ci sono le navi, ve lo presto, e insomma, e così è messo a disposizione delle persone che lavorano nella filiera essenziale della città. È il parcheggio giù verso il Tronchetto, verso la Marittima, appunto, e in questo caso sono 200 posti auto, il parcheggio è il numero 5. Voglio anche ricordare che sono sempre messi a disposizione, ma questo lo dico come informazione, 200 posti auto gratuiti al garage comunale, sempre stati dall'inizio della crisi, per le istituzioni del territorio, quale personale medico-sanitario, ce lo dice l'ASL, qual è il nome, eccetera, i vigili del fuoco, i farmacisti, sempre a dire che il comune ha fatto sempre la sua parte, in silenzio, però come è ovvio d'altra parte, però insomma ecco, lo racconto perché esiste anche questa cosa. Va bene, adesso io direi possiamo passare al sito questo è interessante, degli esercizi commerciali, dove poter spendere i buoni spesa, quelli che sono stati omaggiati, che sono stati dati tramite il governo. Il governo ha finanziato, il Comune di Venezia ci ha dato 1.370.000 euro, che noi abbiamo utilizzato abbiamo destinato 1 milione di euro a stampare buoni, che avete già visto, non so se vogliamo fare vedere la slide, non so se abbiamo dei buoni, e li abbiamo cominciati a consegnare, abbiamo già consegnati 1.000, stiamo consegnando altri 2.000. Chi ha avuto la mail, che ha avuto l'accettazione di questa richiesta che ha fatto, sappia che gli arriverà proprio in questi giorni, forse anche in queste ore sono in distribuzione, che è lungo consegnare comunque 1.000 a casa, adesso altri 2.000. In più abbiamo usato gli altri 370.000 per generi alimentari, alcuni sono pacchi, altri sono generi che abbiamo consegnato alle mense e tramite i nostri uffici sociali. E ecco, allora sul sito Dime c'è un elenco
dove chi ha questi buoni, che è stato assegnatario di questi buoni, e può andare a spendere quei buoni là, perché questi esercizi, voi qui vedete i totali, ma credo ci sia anche l'elenco, ci sono 41 commercianti a Venezia, Murano Burano, 40 tra Mestre e Carpenedo, 9 a Lido Pellestrina, 9 a Marghera, 9 a Chirignago, 7 a Favaro, per essere i più vicini possibili alla popolazione ovviamente. Ecco, dopodiché questo è l'elenco, ecco, questo è l'elenco per cui chi vuole va sul sito Dime, che ha questi buoni ovviamente da utilizzare, e trova i negozi più vicini a casa sua, insomma, e sceglie lui dove andare a spenderli. I negozianti, altresì, ecco qua c'è Ali Spa di Chirignago, Ame Spa, questa è una farmacia, la Cadoro di Zelarino, qua adesso facciamo vedere qualcuna farmacia di Pedriga, lì del Milanese, Nuova Sole Market, Chirignago Zelarino, questo è Ali Spa di Favaro, Ali Favaro, Ames Favaro, Lido Orlando Favaro, va giù un po' che c'è magari qualche altro comune, supermercato Crai di Favaro, Coop Lido, aspetta, sono anche di là, Coop Lido Cipria Pilestrina, Lido Pellestrina, qua c'è sempre Lido Pellestrina, Coop di Pellestrina, Prix Qualità, oh aspetta un attimo, non riesco a essere veloce, ma arranco. L'Ali di Marghera, Coop di Marghera, la Coop Nave de Vero a Marghera, Amespa, Lido Pellestrina, Farmacia Medina a Marghera, Farmacia La Salute a Marghera, Piazza da Roberto Alimentari Marghera, Ins Mercato Marghera, Lidl Bandiera Marghera, vai ancora, Ali Mercato, ecco, Ali Mestre Carpenedo, Ali Mestre Carpenedo, ci sono anche tutti gli indirizzi, insomma, sono, se lo leggiamo tutti, non so, non è poi il caso, sono 114 che ci sono. Facciamo vedere qualsiasi altro esercente che vuole ricevere buoni, potrebbe essere, ci sono anche le pizzerie aperte che fanno vendita a domicilio, no, consegna a domicilio, potrebbero firmare, possono firmare c'è un accordo, noi abbiamo un accordo, c'è un accordo da qualche parte, esercizi commerciali, scarica la convenzione, ecco, scaricate la convenzione e andate a vedere chi può firmare queste convenzioni, insomma, ecco, chi può firmare queste convenzioni, firma la convenzione e lo inseriamo nell'elenco, semplice. Ovviamente c'è persone che vendono alimentazione, insomma, questo è il titolo e il motivo del contributo. Vabbè, lascio stare i numeri per tipologia, ecco, facciamo vedere il video, pulizia in città. Questo è sempre un ringraziamento, le faccio vedere perché i cittadini siano informati, ma anche e soprattutto per ringraziare gli operatori. Voglio far vedere ai cittadini che siano tranquilli, che noi continuiamo a fare di tutto per la sanificazione della città, anche nei luoghi che uno magari non ci pensa. Una risposta a una signora che mi ha chiesto di una fontanella che ancora era chiusa, le stiamo aprendo tutte, le abbiamo chiuse per motivi sanitari all'inizio della crisi, le stiamo riaprendo perché non ci sono motivi di non aprirle. Chiaramente consigliamo a tutti di non metterci la bocca, per cui abbiamo messo dei rubinetti, eventualmente uno allungherà la mano, tanti anche si risciacquano, si possono pulire le mani, diciamo si risciacquano un po', anche il viso comincia a far caldo. Però le stiamo riaprendo, per cui ecco, sappiate che nei prossimi, penso, settimana, 2, perché ci sono alcune che sono anche più complicate da fare, le stiamo riaprendo tutte. Facciamo vedere il video.
sotto passo di via Dante è una costante, cioè è una roba impressionante, perché ogni sera poi è il luogo di sbandati, no? Ma certe persone che conosciamo ormai da sempre, i servizi sociali li conosco, sappiate che hanno proprio rifiutato qualsiasi tipo di soluzione. Cioè, ecco, sia chiaro che non è che non ci sono state soluzioni abitative, chi li vede e dice ci sono proprio persone che scelgono di vivere così, non c'è verso di dargli una soluzione, ecco, questo che sia chiaro, perché cioè, alcune sono scelte di vita, vanno anche rispettate, devo dire. Volevo scusarmi perché ho parlato della protezione civile, parlo della nostra perché abbiamo i video, abbiamo le telefonate, ci sentiamo sempre, però vorrei ricordare che la protezione civile c'è anche negli altri comuni della città metropolitana, perché a tutti i volontari della protezione civile, ho dato i numeri dei nostri perché conosco meglio, insomma, adesso nei prossimi giorni magari facciamo un quadro con quelli della città metropolitana e magari vediamo di evidenziare anche tutto il lavoro che ha fatto la protezione civile nei vari comuni altri, così è giusto per omaggiare, per ricordare ai cittadini che c'è una grande città che sta lavorando insieme, cioè noi sindaci ci sentiamo, la proposta che poi abbiamo fatto vedere, l'abbiamo pubblicata, magari ne parliamo nei prossimi giorni, perché voglio anche spiegarvi più nel dettaglio, faccio una roba più tecnica, adesso vediamo se martedì, mercoledì troviamo un momento, vi anticipo quando sarà e spieghiamo che cosa abbiamo chiesto al governo tecnicamente per i bilanci del comune, magari insieme a Nardin che è il capo dell'ufficio contabile spieghiamo con chiarezza. Ci possono essere anche altre soluzioni rispetto alle nostre proposte, noi non abbiamo fatto la questua, abbiamo fatto proposte tecniche perché che siano insomma, leggibili e interpretabili diciamo, tecnicamente dal governo in maniera positiva, cioè abbiamo messo delle cose che si possono fare. Poi è chiaro ci sono scelte politiche e lì c'è il governo che si assume le sue responsabilità, per carità, ma noi stiamo dicendo come fare a salvare i comuni, non come fare a andare a ballare il twist. Salvare i comuni è importante, allora sicuramente io sono certo che noi abbiamo ministri, sottosegretari assolutamente che comprendono benissimo il bilancio di un comune, eccetera, anche se magari non hanno mai fatto direttamente gli amministratori locali. Io dico guardate che non è sempre così tutto scontato, una telefonata, piuttosto che prima di fare una critica su quello che uno dice, magari una telefonata di rapporto potrebbe essere interessante, anche intelligente, perché insieme concordiamo per trovare le soluzioni alla città. Io col Presidente Zaia mi sento, mi informa se ci sono novità, a parte che fa un lavoro di informazione direi proprio cristallino, perché non c'è nulla neanche da chiedere oltre a quello che già si sa. Diciamo che io mi sono sempre allineato, ho sempre trovato in lui un grande alleato, nel senso proprio di uno che rispetta il lavoro che fa un sindaco, probabilmente perché è stato vicino di più, è un amministratore, si rende conto dei problemi. Ieri ha fatto un ragionamento proprio tutto sul bilancio e guarda caso ha parlato del trasporto pubblico locale, che è un grande buco, una grande voragine. Cioè, lui poi ha anche raccontato i costi che ha avuto la regione per il sostegno economico-finanziario, magari domani parleremo anche di questo perché va applaudita la regione Veneto su questo e dice io non so quale sarà, ha detto non so, lo sa, ma insomma farà i conti adesso con precisione, quanto sarà eventualmente anche il buco che farà in quel caso la regione. Noi per il momento abbiamo un bilancio in salute e cerchiamo di farcela per tenerlo sano anche per le prossime amministrazioni, l'abbiamo trovato devastato, è che siamo stati veramente colpiti duramente perché l'alluvione, poi dopo anche il coronavirus e cerchiamo di non scaricare sui cittadini, ma è inevitabile un intervento del governo perché noi non facciamo un lavoretto business, cioè noi siamo il comune, ci facciamo servizi sociali, cioè noi viviamo con l'IMU, con le tasse, con le imposte, cioè le spazzature non è che servono a noi, cioè noi le portiamo via perché qualcuno le produce, se qualcuno non può pagare perché realmente è chiuso eccetera, bisognerà che pure che il governo ha le tasse di tutti noi, non è che qualcuno pensa essere più figo degli altri, ma insomma il governo amministra i soldi nostri, come io amministro i soldi dei cittadini, anche loro amministrano i soldi sempre nostri, anche i miei voglio dire. Cioè noi paghiamo una tassa locale che è poco rispetto all'IRPEF, all'IROR, tutto quello che paghiamo a livello romano, perché lì c'è una roba gigantesca, per cui non è che ci stanno regalando niente, sia chiaro. È chiaro che sono scelte politiche, giusto, ma i comuni sono parte strutturale dello Stato. Cioè io penso che un sindaco dovrebbe essere consultato. Cioè, continuo a pensarlo, sono certo che arriveremo, sicuramente arriveremo a parlarne, cercheremo, sono sicuro, ma i cittadini dico, passato quasi 2 mesi e nessuno mi caccia ma, saranno tutti intelligenti, però insomma va ben così. Facciamo vedere allora, per parlare dei sindaci, del ruolo dei sindaci, il video di Nicola Fragomeni, che saluto, un amico, ciao Nicola, sindaco di Santa Maria di Sala, e racconta un attimo, in poche parole, quello che sta facendo, ma è chiaro che questi sindaci faremo ricordiamoci, altri video, altre interviste e soprattutto anche a quelli che hanno già parlato ma ci raccontano
eventuali ulteriori novità che fanno nei vari comuni, perché è bene che i cittadini sappiano che ci sono veramente tanti sindaci, tutti esposti in prima linea. Continuo a salutare Andrea Ceser, sindaco di Sandone del Piave, che aveva paura di essersi ammalato, invece sembra che sia soltanto, era una broncopolmonite che di questi tempi effettivamente fa paura, ma sembra che il tampone sia stato appunto negativo, e per cui insomma Andrea so che sta riprendendo, un grande saluto. Facciamo vedere allora il video di Nicola Fragomeni, sindaco di Santa Maria di Sala, e spiega come si sta impegnando per contenere il contagio e altre cose che fa a Santa Maria di Sala. Prego. In questi giorni di emergenza da coronavirus ci stiamo impegnando molto per contenere il contagio e con soddisfazione ci stiamo arrivando. Quando passo per la zona industriale ricordo che Santa Maria di Sala è la seconda zona industriale dopo Porto Marghera della provincia di Venezia, e quando vedo le aziende chiuse e il motore produttivo non riparte faccio fatica a tornare positivo. Spero che dopo Pasqua queste riprendino a lavorare e che il 25 aprile sia veramente un giorno di liberazione nazionale anche da questo virus. Grazie a Nicola. Abbiamo adesso il video invece di Caterina Cacciavillani, che è il sindaco di Stra. Devi partire il video anche lei, un saluto. Buongiorno, sono Caterina Cacciavillani, sindaco di Stra. In queste settimane la nostra priorità è stata quella di garantire il rispetto delle disposizioni del Governo e della Regione, cercando di creare un dialogo diretto con i cittadini tramite un'informazione trasparente e completa anche con l'uso dei social. In un momento non facile per le nostre comunità e in particolare per le persone più vulnerabili, ma anche per le attività commerciali, abbiamo voluto incentivare delle forme di solidarietà diffusa, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione. Molte famiglie hanno già ricevuto e stanno spendendo in questi giorni buoni alimentari presso i piccoli esercenti locali con cui abbiamo stipulato delle convenzioni. È stata una nostra precisa scelta quella di veicolare i cittadini presso le attività del Paese, così da dare un sostegno all'economia locale. Registriamo poi ogni giorno tanti piccoli e grandi gesti di solidarietà tra le persone, come quei commercianti e quei ristoratori che si sono resi disponibili a regalare generi alimentari ai cittadini in difficoltà e ai volontari delle nostre associazioni, che consegnano pasti, farmaci e generi alimentari alle persone più vulnerabili. Siamo sicuri che con il rispetto delle regole e con la solidarietà usciremo da questa situazione più uniti e più forti. Grazie al sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, grazie molte, e poi un giorno magari li invitiamo qua, qualche sindaco, invece che il video magari facciamo una chiacchierata. Non so se riusciamo a fare un giorno una chiacchierata con una video wall, magari potrebbe essere, però la riprendiamo in diretta, così magari ognuno può fare un suo intervento senza stare tanto a fare, così avremo più facce. Adesso c'è Matteo Romanello, un grande saluto al sindaco di Marcon, perché vediamo il suo video, anche lui ci racconta un attimo come Marcon. Forza Marcon. A Marcon da subito ci siamo attrezzati per poter dare risposte concrete alla nostra cittadinanza. Siamo partiti con un impegno molto importante da parte della nostra protezione civile, l'associazione Airone, nella prima distribuzione di un volantino informativo alla popolazione quando i tempi ancora di Covid erano non sospetti. Abbiamo proseguito un'importante azione di volontariato facendo una consegna domiciliare delle tante mascherine che ci sono pervenute dal livello regionale. Successivamente abbiamo
ha aiutato le tante associazioni del territorio, tra cui Caritas, a impostare tramite il Fondo di Solidarietà Nazionale un banco alimentare. Noi, a differenza di altri comuni della provincia di Venezia, non opereremo con i buoni pasto o i buoni alimentari, ma opereremo con un banco alimentare consegnando personalmente la spesa alle famiglie che i miei servizi sociali hanno ritenuto necessitari d'aiuto, o comunque quelle persone che hanno richiesto il nostro aiuto in questo momento particolare e delicato. Sì, grazie Matteo. E ecco, la cosa che mi sento di dire è proprio questa preoccupazione che condivido con Nicola Fragomeni, che diceva prima, proprio questa ripartenza delle fabbriche, vederle chiuse. Dobbiamo fare di tutto, tanti si stanno autocertificando, la prefettura, voglio ringraziare il signor prefetto Vittorio Zappalorto e tutto lo staff che sta seguendo le autocertificazioni, una moda di lavoro impressionante. Devo dire che insomma adesso speriamo, da quello che si comincia a capire, che si voglia un po' allentare questa cosa, ovviamente con tutte le certificazioni, con tutte le sicurezze, con tutto quello che vuoi, ovviamente prima la salute, però poi bisogna far ripartire le fabbriche perché il danno continua a essere molto grande. Ricordo continuamente il settore della moda, nel nostro caso sicuramente la Riviera del Brenta, perché è stato completamente dimenticato, insomma, ma c'è anche il settore della nautica, ci sono altri settori importanti che sono stati tenuti da parte e bisogna che assolutamente il governo, perché è il governo che nelle sue manovre decide questa cosa, capisca che non ce la faremo soltanto a finanziare le imprese, eccetera. Anche su questo, sul punto economico, stiamo elaborando un documento molto tecnico, molto importante, l'ho già detto, mi sta aiutando anche Enrico Zanetti e Massimo Miani, che Massimo Miani è presidente addirittura nazionale dei commercialisti, Enrico Zanetti un famoso tecnico, insomma anche molto esperto di attività legislativa, di governo, per cui insomma è un piacere che mi stanno facendo, ovviamente in forma totalmente gratuita, li ringrazio di questo e di tutta la loro passione e anche un po' di incoraggiamento che mi danno. E poi assieme a Michele Zuin e tutto lo staff e a Matteo Todesco, che poi Matteo Todesco e Nicola Nardin, che scusate perché sono i tempi, Nicola Nardin, che stiamo elaborando un documento che abbiamo in qualche modo scritto assieme un po' alle idee poi che ci hanno mandato le varie categorie economiche, che sia anche molto specifico anche su Venezia, non solo ma anche su Venezia, per spiegare la filiera turistica, che è quella più penalizzata. Io mi auguro che queste cose poi non cadano nel vuoto, noi faremo le nostre battaglie assieme ai nostri lavoratori, ai nostri cittadini, però insomma i sindaci che sono in prima linea, Nicola lo ricordava, sanno quanto importante sia la parte produttiva, per cui benissimo fare tutti i lavori, di portare gli aiuti possibili. In questo momento dobbiamo passare ovviamente il guado durissimo, però poi alla fine i conti si faranno con l'economia e sull'economia non ci si improvvisa, insomma, come io non posso parlare di medicina, forse qualcuno prima di parlare di economia, sebbene che almeno capisca di cosa sta parlando. Insomma. Vabbè, con questo pensiero positivo e così scherzoso, metto il numero di telefono 366, che è il numero per mandarci WhatsApp dei ragazzi, delle famiglie, di chi vuole per riderci un po' sopra, 930 9592, oppure a qualche bambino se ci fa qualche altro disegno che poi lo mettiamo in coda alla sigla. Ricordo che domani sarà in studio il direttore dell'ASL Giuseppe Dalben, e a Federico Donofrio, che è il bambino di 8 anni che faccio diventare famoso. Federico, ti faccio diventare famoso, che ci ha dato la sua busta con 23 euro che teniamo qua generosamente, domani consegniamo al direttore, per cui Francesco stai in diretta domani, ascolta, perché gli vedrai la tua busta che arriva. Questo ovviamente è un messaggio, secondo me Federico sta interpretando tutti i bambini veneziani, ma non solo ovviamente, con questo grande gesto simbolico sanno l'importanza di medici, di infermieri, delle OS, di tutte le persone, medici e anche non medici e paramedici, che stanno lavorando per la salute pubblica di tutti noi. Per cui con questo pensiero, con questa ringraziamento, farei partire il video di Eleonora Quinci e Alvise Lachin, che raccontano un attimo un po' di cose così, musicale, un po', insomma bello, grazie, e poi a seguire facciamo partire la sigla. Per cui vi ringrazio, vi ricordo soltanto gli orari prima di lasciarvi. La replica è alle 8 e l'altra replica, la seconda replica alle 11:30 e la terza replica domani mattina di nuovo alle 8 di mattina. Siamo sul canale Instagram, Facebook, ma anche su Televenezia, che ringrazio
Ovviamente ringrazio la proprietà, ma ringrazio anche tutti i collaboratori e i loro collaboratori, perché ci stanno dando veramente una mano per informare i cittadini e hanno anche tanta pazienza con me, devo dire. E poi ringrazio anche Paolo, ringrazio tutti i ragazzi, insomma domani farò la lista, poi alla fine faremo una grande pizza, pagami, no il comune, pagami. E vabbè, adesso facciamo questa cosa, ringrazio ancora Eleonora e Alvise e poi dopo di questo andiamo direttamente in sigla. E ci vediamo domani alle 4. Cerco di essere più puntuale di oggi, ho cominciato con un po' di ritardo, domani cerco di recuperare. Grazie ancora, arrivederci, buona salute a tutti. Buonasera. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.